Siamo con Marchetti al termine di questa gara, uno 0-0. Ti accontenta oppure insomma toglie un periodaccio? Una settimana, un blackout di una settimana che mi aspettavo pesasse anche oggi. In effetti i ragazzi hanno messo tutto quello che potevano mettere, però è evidente che noi siamo in grado di fare molto di più per poter vincere le partite, ma questo è il primo passo per, ripeto, per tirarci via da una settimana da incubo, nel senso che abbiamo avuto un blackout emotivo che ci ha sorpreso perché era inaspettato per come eravamo arrivati ad essere i primi in classifica. Ti sei dato una risposta? No, inaspettato, sì. Proprio te lo dice l'allenatore che vive questi ragazzi qua, chiaro. Perché uno in tribuna può pensare tutto, ma io li vivo questi ragazzi qua. È stato inaspettato, però penso siano cose che possono capitare. Sinceramente quello che è successo domenica, forse nella mia esperienza da calciatore e da allenatore l'ho vissuto per la prima volta, però probabilmente nel calcio esistono anche queste situazioni qua. Sicuramente. Venendo alla partita, primo tempo dove Nicoletti non è riuscito a trovare il bandolo della matassa, oppure era una tua scelta quella di saltare il centrocampo e di andare direttamente in avanti? Allora, quella di toglierci qualche rischio dal nostro campo è stata anche una mia indicazione per il fatto che la partita di domenica aveva segnato un po' questi ragazzi qua, e quindi abbiamo detto anche cerchiamo di andarla a giocare un po' di più sul loro campo, accettando anche di mettere qualche palla lunga, visto che davanti comunque avevamo fisicità con Urbanetto, ed è stata un po' una scelta condivisa con i ragazzi.